percorso della TAV si fa sempre più tortuoso. Il tracciato del treno ad alta velocità, che dovrebbe passare per il Veneto orientale, presenta ancora dei punti critici. La Presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, ha indetto una riunione tecnica per esaminare e valutare conclusioni su viabilità, trasporti e ambiente. E inoltre preparatoria ad un incontro successivo in Regione per formulare le proprie osservazioni. Vediamo il servizio. È necessario definire se questo progetto è sostenibile o meno da un punto di vista tecnico e ambientale. Così si pronuncia la Presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, alla riunione tecnica per l'ipotesi del tracciato della TAV. È stato il primo incontro in cui amministratori e funzionari hanno evidenziato da un punto di vista tecnico i punti di forza e quelli di debolezza, spiega la Presidente. Il tracciato evidenzia in modo chiaro che alcuni territori della provincia vengono assolutamente devastati da quest'opera. Il problema è quindi molto serio e va esaminato con la massima attenzione. Il progetto che la Regione ha presentato è questo, noi dobbiamo concentrarsi su questo e poi trarre quelle che saranno le conclusioni, ma dopo che sono stati esaminati tutti i punti di difficoltà. Ecco, uno dei punti principali è che ovviamente qualunque tipo di percorso che si sceglie è una distruzione di quello che è un territorio che con il progetto stesso presenta tutte le sue fragilità proprio per le origini che noi abbiamo e quindi diciamo che questo tracciato evidenzia in maniera così chiara che territori come quello di San Donà, Musile, come quello di Quarto d'Altino vengono assolutamente distrutti da questa opera. Lo studio, per quello che possiamo, si concluderà nel momento in cui tutti i tecnici, sia della viabilità che dei trasporti che dell'ambiente, spiegheranno fino in fondo quelle che sono le difficoltà. L'unica cosa che in questo momento riusciamo a dichiarare con tranquillità è che comunque anche l'iter che è stato seguito non è un iter in linea con quello che la normativa prevede, in quanto questo progetto per legge deve essere presentato anche alla cittadinanza direttamente interessata e quindi questo non è avvenuto e pertanto la provincia adesso manderà una lettera dove chiederà la riapertura dei termini della pubblicazione.